Signore e signori, la più cordiale buonasera, ben ritornati in diretta dalla Casamora di Castiglione per questa ultima partita della giornata, la numero 2, tra poco in pista zona 1 e contro zona 3, la quarta giornata dell'Under 13, il triangolare tra zona 1, zona 3 e zona 4. Agli ordini del direttore di gara Andrisani di Matera. Il zona 1 schiera il numero 1 Filippo Brescia, numero 2 Gabriele Patrucchi, numero 3 Mattias Della Torre, numero 4 Simone Traina, numero 5 Simone Migliaretti, numero 6 Francesco Colosimo, numero 7 Edoardo Orsi, numero 8 Elia Bellotti, numero 9 Gabriele Libè, numero 10 Federico Maffi, l'allenatore è Alessandro Gioffè, assistito da Pierluigi Morandotti, al contrario Morandotti e Gioffè. La zona 3 invece schiera il numero 10 Davide Subazzoli, numero 2 Nicolò Bianchi, numero 5 Leni Nizzoli, numero 6 Giacomo Clemente, numero 7 Thomas Bombardi, numero 8 Matteo Mazzarenghi e numero 9 Mohamed Khalil Buslama. L'attore è Matteo Farina. Sono la zona 1 a 3 punti, zona 3 a 0 punti. Nelle partite giocate l'Under 13, 6-0 il risultato tra zona 1 e zona 3 ieri mattina. La seconda partita la zona 4 ha vinto 6-0 sulla zona 3 e questa mattina la zona 4 ha vinto sulla zona 1 per 4-2 ed ora zona 1 contro 3, poi domani mattina alle ore 9 sveglia con zona 3 contro zona 4 e poi a chiudere alle ore 15:45 l'ultima partita, la 18ª del torneo Promote HP, zona 4 contro zona 1. Nella giornata di ieri hanno segnato nel totale fino adesso delle partite, la zona 3 deve ancora segnare un gol, mentre contro la zona 1 ha segnato 3 gol Edoardo Orsi, 2 gol Simone Migliaretti, 2 gol Gabriele Libè e 1 Francesco Colosimo. Manca un giocatore per la zona 1, qui andiamo a completare il quadro. Per la zona 1 sono 3 giocatori del Lodi, 3 del Novara, 2 della Grati, 1 del Seregno, 1 del Cremona, OPV 010, e mentre per la zona 3 completamente, interamente la squadra del Correggio. In pista 7 giocatori. Tutto pronto, ormai ci sono anche le luci della sera qui al Casamora, c'è ancora il sole che sta per scendere nelle colline intorno a Castiglione. Mazzarenghi, Buslama, Nizzoli, Bombardi, Buslama i giocatori della formazione zona 3, mentre dall'altra parte Simone Traina, Edoardo Orsi, Migliaretti e poi secondo me c'è anche il numero 8 se non erro, c'è il numero 8. Vediamo il passaggio della palla di Simone Traina. C'è Gabriele Libè, il numero 9, il lodigiano, poi 2 reti. Migliaretti, numero 5, l'abbiamo conosciuto in queste prime 2 partite di Novara, calcio 2011, 55 gol con l'Azzurra nel campionato di zona 1, vinto dal Novara sul Lodi nelle finali nazionali, sesto il Novara, ottavo Lodi. La formazione della zona 1 nel primo tentativo in attacco è proprio suo. Ora il tiro di Orsi, sarà ingaggio, anzi tiro per appunto la zona 1. Come abbiamo visto anche nell'ultima partita, zona 3 preferisce rimanere attaccato al portiere Subazzoli e questo sarà penso lo schema di Farina, con Buslama o terminale offensivo, qui densità della zona 3, però insomma abbiamo già visto la zona 1 ben impegnata nello scambio veloce.
Ora piccolo Orsi, Edoardo Orsi, anche lui del Lodi, 54 gol, classe 2012. Ora traina in mezzo a due difensori della formazione emiliana e marchigiana. Apre Libè per Migliaretti, il novarese. Trova il numero 7 libero in area. In che modo ci arriva Leni Nizzoli, classe 2012 del Correggio. Il tiro da fuori area del numero 9 Mohamed Bouslama. Siamo al secondo minuto, vediamo, sono 15 minuti di gioco. Ora la zona 1 con Orsi in altro dribbling, libero Migliaretti, numero 5. Ora prova il contrattacco, il tiro in diagonale di Thomas Bombardi. Para l'estremo difensore Brescia, se non erro, anche se Mafia ha giocato l'ultima partita con la zona 4, che sicuro gioca abbastanza bene, dovrebbe essere lui vista la stazza, numero 10. Ora la formazione della zona 1 ovviamente di verde vestita, diamo per scontato perché è l'ennesima partita in cui l'Emilia Marche si ha una maglietta bianco-verde, è l'ennesima partita in cui la zona 5, scusate, la zona 1 ne ha la maglia verde. Traina per il numero 9 Libè, poi Migliaretti. Al centro c'è Orsi, ancora lui a cercare la deviazione, il piccolo Orsi. C'era l'assist per Libè, per Migliaretti. Orsi ha 10 anni, classe 2012. Mazzarenghi recupera la sfera, ingaggio con il numero 7 Orsi, era meglio il lombardo, poi Migliaretti para su Bazzoli. Ancora la formazione della zona 1, Migliaretti servito da Libè, ancora il tentativo del numero 5 del Novarese. Passati 5 minuti, 0-0 il risultato. Ora l'ingaggio a 2 tra il numero 8 Mazzarenghi, il capitano, che ora si incarica alla ripartenza, ma no, Bouslama non trova Bouslama. Ora la formazione è lombardo piemontese con il tiro centrale di Migliaretti, non ci arriva Libè che viene atterrato, non c'è il fallo, riparte la squadra biancoverde con il correggese Bouslama, però perde una ruota, c'è una ruota che gira nella pista del numero 7 Orsi, anche con il cuscinetto, quindi doveva uscire il numero 7, da parte traina il contrattacco. Ora la formazione biancoverde con Mazzarenghi, simile al palo, il numero 8, è stato il primo gol. C'è anche il fallo del numero 9, Bouslama. Il primo fallo di squadra, il 5:54, c'è il primo time out richiesto dalla panchina di Morandotti e Gioffre sul risultato di 0-0.
torna in pista per ritornare a giocare dopo i primi 5 minuti del primo tempo. Migliaretti fermato dal corpo di Bombardi, ha fatto anche un bel tiro poco fa. Parità di occasioni per ora tra zona 1 e zona 3. Ora Farina chiede ai suoi un po' più di animosità in difesa. Ora Orsi viene fermato dall'intervento di Buslama che si invola in attacco, anzi la traina, aveva perso la pallina. Con la formazione della zona 1 con Migliaretti, serve esternamente, dovrebbe essere entrato un nuovo giocatore, sempre Libè, attenzione, bella incursione neutralizzata dal portiere Subazzoli. Ora la formazione della zona 3 cerca di rubare pallina all'attento numero 9 della zona 1, Migliaretti, numero 5. È entrato il numero 2, Gabriele Patrucche, anche lui del Novara. 2011, 11 gol in stagione. È entrato anche Lenny Nizzoli per i biancoverdi, per la zona 3. Numero 9, serve Libè, serve Traina, poi Migliaretti, tiro del numero 5, arriva veloce Libè, il lodigiano, classe 2012. Patrucchi, Migliaretti, si perde questo attacco dell'Under 13 della zona 1. Siamo mai passati, abbiamo passato la metà del primo tempo, tempi a 15 minuti, poche interruzioni, un solo fallo ai danni della zona 3, cambio veloce, anzi doppio cambio veloce, entrano in pista per la zona 1. Entra in pista nella zona 1 il numero 6 Francesco Colosimo della Gratte, classe 2012. Migliaretti, sempre lui in pista, ancora lui Migliaretti in mezzo all'area, due giocatori più il portiere. Mazzarenghi non va al tentativo in attacco, recupera Traina per il tiro del numero 6. Ora ancora il numero 2 Patrucchi, in mezzo, come ho detto, la densità della difesa romagnola, emiliana romagnola marchigiana, che non fa permettere il gioco veloce agli avversari. La zona doveva essere brava a superare questo muro davanti a Subazzoli. In maniera un po' di affanno ora per la difesa bianco-verde. Ora c'è ancora Migliaretti, terminale offensivo di questo quartetto esterno, recupera la pallina Bombardi, ma nulla di fatto. Migliaretti per Colosimo, tentativo ennesimo in centro area, spazza Bombardi. 9 minuti 0-0. Ora Mazzarenghi intercetta il passaggio dei difensori avversari, Buslama in mezzo a tre, non può far niente l'attaccante correggese, ma recupera comunque la pallina sull'errata disimpegno di Miglioretti. Buslama tira, impatta sul difensore, non ci arriva Nizzoli, può ripartire il Patrucchi, si lotta, pallina strenuamente tra i giocatori in pista, però non se ne viene a capo.
Dietro porta ora per numero 6, sempre lui, Colosimo, per Patrucchi. Miglioretti, ennesimo tiro, ma ennesima parata su Bazzoli, che è uno dei più piccoli, classe 2011. Allora sono passati ormai 12 minuti, è stato sullo 0-0, pressione alta ora della formazione della zona 1 con Bellotti. È entrato il seregnese Elia Bellotti, 48 gol, numero 8. L'ennesima azione della zona 1. Islama per Mazzarenghi, arriva il capitano correggese, serve Nizzoli, quindi c'è anche Bombardi che viene intercettato il suo tiro dal disimpegno di Patrucchi. Migliaretti in area, Migliaretti, arriva anche Patrucchi, serie di tiro e controtiro, è evidentemente in riserva al biancoverdi, ma riescono strenuamente. Ora in questo caso non riesce a concludere Francesco Colosimo al minuto 12. Mazzarenghi, tiro da lunga distanza, neutralizza Filippo Brescia, il portiere classe 2012. Migliaretti ancora l'esimazione, velocità, il gol! Gol, 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 gol! 12:26 a segnarlo è il numero 6, uno dei più attivi, Francesco Colosimo, che si era presentato più volte davanti all'area avversaria e mette in vantaggio la zona 1 al 12:26. Deve intervenire il portiere correggese in questo disimpegno della squadra della zona 3, in vantaggio quindi la zona 1. Migliaretti, serve Bellotti, ancora Migliaretti, voleva servire il compagno, cade a terra, allarga le braccia, non c'è fallo. Da parte Bombardi non riesce a ripartire, c'è il veloce Bellotti che tiene possesso della pallina con estrema calma e sicurezza, il Brianzolo. Ora ancora la formazione della zona 1 che negli ultimi 7 minuti ha tenuto alto la sua pressione offensiva. Migliaretti per il numero 8, Bellotti, poi Patrucchi si mette sulla destra e il tentativo ancora di Patrucchi al centro, non riesce a deviare, anzi era Colosimo, il numero 6 sull'assist di Patrucchi. Migliaretti
serve Bellotti, ultimi 60 secondi del match. E bella conclusione ancora di Colosimo, sfiora il gol, il numero 6 della zona 1. Scorrono i secondi, arriva Mazzarenghi in attacco, ma la pallina è sul bastone di Bellotti e di Migliaretti, il novarese. Tiro del numero 5 a cercare la direzione di Patrucchi, arriva Colosimo da media distanza. Ora il Nizzoli esce dalla fase difensiva a cercare Mazzarenghi, ma intercetta Bellotti. Ultimi 13 secondi. Bellotti, parata ancora di Subazzi, arriva velocissimo Patrucchi. Colosimo chiama la pallina, scontro in area tra due emiliane, gong dell'intervallo, è stato di 0-1 proprio i primi 15 minuti. L'unico gol è stato segnato al 12:24 da Colosimo. Finisce qui il primo tempo, noi ci sentiamo fra 6 minuti per la ripresa di questa ultima gara di Under 13 tra zona 1 e zona 3.
Si ritorna anticipatamente in pista prima dei 6 minuti canonici. Nel secondo tempo di zona 1 contro zona 3, l'ultima gara della giornata. Domani altre 6 partite, le ultime 6, siamo a 12 su 18. L'1-0 segnato al termine del primo tempo praticamente da Colosimo, servito in area dopo tantissimi tentativi della zona 1. Orsi per Bellotti, per il numero 3 Mattias Della Torre 2012 della Gratte Brianza. La formazione lombarda piemontese con lo stesso Della Torre, ha segnato 29 gol con la Grate questa stagione. Abbiamo visto anche Colombo, scusate, Della Torre, di Colosimo, Di Bè, Maffi, Migliaretti, Orsi, Pattucchi di Traina, praticamente tutti in pista. C'è stato sia un cambio per la formazione della zona 1 nel portiere, mentre rimane ovviamente obbligata la soluzione di Subazzoli del Correggio. Ora Bombardi riesce a scagliare la pallina nella porta avversaria. In porta c'è sempre Filippo Brescia, non c'è il cambio, ha fatto il cambio alla squadra di Morandotti e Gioffre. Frana Orsi addosso a Nizzoli, scivola anche Mazzarenghi, anzi no, Buslama su numero 4, anzi numero 4 Traina, il lodigiano, classe 2011, 11 gol. Ora Bellotti intercetta Bombardi, poi Buslama in contrattacco disturbato da 3 giocatori. Bellotti, ritmi notevolmente abbassati, il caldo si è fatto sentire per tutta la giornata con quasi 33 gradi, un po' di aria nel pomeriggio, ma a parte la giornata poco vento. Ora sta scemando, arrivo della sera qui a pochissimi metri dal mare, siamo penso a 300-400 metri dal mare, in linea d'aria, una grossa lunga pineta intorno al Casamora, il famoso campo da baseball. Ora Bellotti per Orsi, per Bellotti, pallombella centrale per Traina, pallina alta. L'arbitro, il direttore di gara Andrisani, chiama anche il time out alla pallina alta. Siamo al 4:31 del secondo tempo. Termina il time out in questo secondo tempo in cui proprio un calo di prestazione delle ambedue le formazioni. Vediamo i risultati della giornata. La zona 4 ha vinto nelle 3 categorie 13, 15, 17 in mattinata, direttamente con la zona 1, Under 13 4-2, Under 15 5-0 e l'Under 17 7-3, mentre nelle ultime due partite lo scontro tra zona 3 e zona 5
della 15 e della 17 sono andati ad appannaggio della zona 3, vincendo 4-3 nell'Under 15 e Under 17 9-0. E domani mattina si decideranno probabilmente, sicuramente si decideranno domani mattina il vincitore del trofeo, perché si sconteranno zona 4 contro zona 3. La zona 4 ha 2 risultati su 3 in ambedue le categorie. Vediamo se riuscirà la zona 3 a rovinare i piedi. È ritornata proprio in questo momento, solo un tiro di Orsi nel momento non collegato, pochi secondi fa. Insomma, c'è sempre la squadra della zona 1 in attacco, che ha avuto Orsi in area. Migliaretti ora recupera la pallina, è entrato anche nel frattempo nel periodo non collegato Patrucchi, poi Orsi, quindi Migliaretti e Libè. Siamo a metà del secondo tempo, sempre 1-0, notato che non cambia. Ancora il numero 2 Patrucchi, pallina che viene lanciata in area, non c'è la deviazione dell'attaccante, del compagno di squadra. Orsi, ancora lui manovrare la pallina vulcanizzata, serve Libè. Vediamo i 2 gol di Libè ieri, i 2 gol di Orsi più uno di questa mattina, 3, totale 2 anche per Miglioretti, uno per Colosimo, che sommato al gol che ora per ora dice la partita sono 2 anche per lui, in una formazione molto equilibrata con 8 giocatori esterni, 3 del Lodi, 3 del Novara, 2 della Gratta, 1 del Cremona, 1 del Seregno. Parata di Filippo Brescia, mentre, come detto dall'inizio, 7 giocatori del Correggio fanno parte dei 7 giocatori della zona 3. Ora ci prova ancora Mazzarenghi a uscire dalla morsa offensiva della zona 1. Farina si sgola perché chiede più efficacia ai suoi giocatori, però evidentemente stanchi. Non abbiamo visto ancora in pista Nicolò Bianchi, di Clemente in questa gara, abbiamo visto nelle partite precedenti. Passati 9 minuti, ormai 10, rimane sempre il solito fin del match con l'attacco della zona 1 e la difesa della zona 3. Non riesce a zona 1 a incidere. In questo secondo tempo la stanchezza si fa sentire. Ancora tiro di Orsi, arriva Libè, serve Migliaretti per Patrucchi, uno dei più attivi del primo tempo. Tiro telefonato per il portiere correggese Davide Subazzoli, classe 2011, 12 anni. Patrucchi, Migliaretti, bastone sui pattini di Migliaretti. C'è il fallo di squadra numero 3, c'è anche il time out richiesto da Matteo Farina. Siamo al 9:09 del secondo tempo. Torniamo in pista per gli ultimi 4 minuti e 51 secondi
Siamo in diretta dal Casamora di Castiglione della Pescaia, questa serata di sabato 24 giugno, penultima giornata di hockey, ormai sarà l'ultima e poi per almeno 2 mesi non ci sarà hockey, o comunque l'hockey in Italia saranno qualche amichevoli, ovviamente della nazionale italiana senior, ma secondo me a livello giovanile l'ultimo, ci sono tanti clinic. Saluto quello dei fratelli Mariotti qui nella prossima settimana per 2 settimane, e dopo ci sarà anche un altro, tanti clinic campus in giro per l'Italia in questa estate che è appena iniziata, ci accompagnerà per i prossimi 3 mesi. Tiro di Orsi, lui ci prova a tutte le posizioni, il piccolo Ludigiano. Ora Bombardi, serve Nizzoli, però trova anche l'intervento di Patrucchi, fa tutto da solo il numero 2, poi il numero 9 Libè dalla lunga distanza impatta sul corpo di Buslama, in 2 su Patrucchi, Farina attentissimo durante il match, ancora Orsi! Fuori, che occasione per Edo Orsi, tu per tu spara fuori, grande occasione per il raddoppio al 11:36. La formazione bianco-verde cerca di uscire con Bombardi, ne ancora di energia numero 7, tiro intercettato dal numero 9 Libè. Poi serve Colosimo, dell'unico gol del match winner Francesco Colosimo della Grate, guadagna anche un fallo, il numero 5, nuovo time out chiesto da Farina per cercare di spronare i suoi per l'ultimo colpo di Reni. Esce Nizzoli, numero 5, ed entra numero 2 Nicolò Bianchi, classe 2012. Una Farina che impartisce gli ordini negli ultimi minuti, cercare un gol, una deviazione, un tiro dalla distanza, mentre dall'altra parte Morandotti e Gioffre cercherà di chiedere il secondo gol ai suoi piccoli atleti. So che di occasioni ne ha fatte veramente tante, ne ha create veramente tante la squadra della zona 1 in questo match. Fai di squadra 2 zona 1, 5 zona 3. Anche Claudio Donnini strenuamente con la camera riesce ancora a seguire la partita, è andata piuttosto difficile per il caldo ovviamente. Domani ne avremo altre 6 sempre in diretta, con tentativo prima di Orsi, poi di Patrucchi, anzi era di Colosimo, era sempre in agguato il numero 6 della Grate, pattino di Colosimo sul passaggio di Patrucchi, fallo di squadra per la zona 1. Attenzione anche ai bastoni e ai ganci, perché negli ultimi 2 minuti può essere decisivo un tiro diretto, e può capitare in questa categoria che ci sia uno scontro Bombardi claudicante, si c'era le condizioni. Il direttore di gara Andrisani di Matera, internazionale, tutto a posto per il numero 7, un po' claudicante. 12:23 è il cronometro del Casamora, il tabellone. Bombardi ci ha provato, tutti su ora per i biancoverdi, grandi spazi per la zona 1, scivola anche Mozzarenghi ma non ne approfitta Orsi, intercetta Buslama ultimi secondi, anzi Bombardi
un passaggio non perfetto per Mazzarenghi, arriva Orsi, addosso Buslama, si lotta per la sfera tra i due, ancora Orsi, un piccolo Digiano fermato fisicamente da Buslama, e il fallo di squadra numero 6, ennesimo time out, gli ultimi 3 minuti, 4 time out. C'è tensione e voglia di vincere in questa gara, anche se le azioni si sprecano. A 1,58 alla fine, acqua per tutti i giocatori. Siamo veramente alla fine, ultimo time out per la formazione di zona 1, che ci proverà a tenere il risultato con Traina, Della Torre, Migliaretti e Orsi, e tra i pali sempre Filippo Brescia, mentre Farina si affiderà a Buslama, Mazzarenghi, Bianchi e Bombardi. Vediamo cosa uscirà in questi ultimi 2 minuti. Alle 20:30 abbiamo gli sgoccioli finali di questa giornata. Domani mi raccomando le premiazioni da non mancare, alle ore 17. Orsi per Migliaretti, tira a distanza, impatta su Buslama, e ne ha beccate in palline il numero 9 in questa gara. Migliaretti, ancora la sua pallina, se va al centro Della Torre, poi ancora su Bazzoli, ancora Orsi, bravo il portiere emiliano, incoraggiato dall'Under 17 e penso anche Under 15 sulla tribuna. Scivola Orsi, non c'è fallo. Mazzarenghi non esce a gestire, non esce a controllare la pallina, arriva Orsi, ultimi 70 secondi. Orsi, Paninelli, Della Torre, Buslama, Mazzarenghi, c'è libero Bianchi, posizione questi ultimi 60 secondi, ma recupera la pallina zona 1, deve solo gestire Della Torre Matira. Ora Traina, tiro, e c'è anche il numero 7, Traina, poi Mazzarenghi neutralizza, ultimi 30 secondi, Mazzarenghi, fallo, sia a dire il tecnico della zona 3, rischio per un blu, altissimo questo intervento, rischiosissimo, a 31 secondi dalla fine. Siamo alla fine, ma che occasione per lei, biancoverdi. Mazzarenghi contro Orsi, Orsi in contrattacco per Della Torre, ancora no, dice no su Bazzoli, ancora Orsi, niente da fare, ultimi 15, Della Torre, strenua difesa della zona 3 in quest'ultima fase di gioco della partita. Ultimi 3 secondi e possiamo dire che è finita questa partita. 1-0 risultato, decide Francesco Colosimo da Grate. 1-0 nel primo tempo, sconfortate la squadra della zona 3 che perde la possibilità di giocarsi domani una buona posizione, in quanto la zona 1 arriva a 6 punti come la zona 4, 0 zona 3, quindi terzo posto per la zona 3 che giocherà domani l'ultima partita, mentre veramente incisiva la partita tra zona 4 e zona 1 alle 15:45 di domani. Per noi è tutto, ringraziamo per chi ci ha strenuamente seguito in questa lunga diretta, ringrazio Credo Donnini alla telecamera, Enrico Giovanelli alla supervisione, Stefano Zamperini al commento. Noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon sabato sera, una buona notte e dopo
A domani, ovviamente alle ore 9, siamo in diretta alle ore 9 con un service speciale, avremo anche i replay domani, quindi vi diamo questa notizia all'ultimo minuto, ma domani ci saranno i replay delle ore 9 con il buon Leonina Romualdi per il torneo Promote HPE, tutto in questa seconda giornata di 3 da Castiglione della Pescara, dal Casamora e dell'HC Castiglione che organizza questo evento. Il più cordiale buona serata e buonanotte, un saluto, arrivederci in diretta domani sul canale YouTube di Fisrock e Pista.